Elezioni europee, anche nel Tigullio la Lega primo partito, sempre oltre il 40% nell'entroterra. Il PD guadagna consensi, Forza Italia tiene nei comuni della costa. Studenti dell'Istituto Comprensivo della Torre di Chiavari a lezione di sport e di vita, testimonial d'eccezione Maurizio Felugo, Vittorio Podestà e Stefania Passaro. La squadra giovanile del Casarza Ligure si aggiudica il 12° Memorial Marco Massa di calcio sul rinnovato manto verde. Sono scese 4 formazioni accomunate dal ricordo del giovane scomparso. Sentenza di primo grado nel processo spese pazze, condannati 19 ex consiglieri regionali nel Tigullio, sospesi i sindaci a Cogorno, Zoagli e Cicagna, condannati anche Capurro e Conti, assolto invece Ezio Chiesa. Inaugurata dai giovani la 6ª edizione del Festival della Parola, flash mob degli studenti in Piazza dell'Orto a Chiavari per 4 giorni, incontri e spettacoli in città intorno alla parola dialogo. Tra attese e speranze entra nel vivo la stagione balneare, ripristinati i danni dalla mareggiata nel weekend, finalmente aiutare il settore a ripartire dopo una primavera deludente. Telepace sia sempre più a servizio del territorio e del bene che c'è nelle sue comunità. Il messaggio di Monsignor Tanasini per il 29° compleanno dell'emittente diocesana. Apre Campus Belpiano, le strutture della Fondazione Zeme a Borzonasca ritrovano la loro vocazione originaria, saranno luogo di incontro e aggregazione per giovani e famiglie. Virtus Entella, un anno dopo il Presidente riconvoca in colmata a Chiavari i sostenitori, la festa per la riconquista della Serie B e i primi progetti per il futuro, nessuna rivoluzione, annuncia Gozzi. Il Tigullio al voto per le amministrative, nel Tigullio occidentale riconfermati i sindaci di Santa Margherita Ligure, Donadoni e di Rapallo Bagnasco, chi viene eletto al primo turno con quasi 80% dei voti. Un saluto a tutti, ben trovati all'appuntamento con il TG, guardando la settimana, la nostra rassegna dei principali fatti accaduti nel Tigullio negli ultimi 7 giorni. Iniziamo dalla giornata di lunedì, giornata di spoglio elettorale per quanto riguarda le amministrative, le votazioni che si sono tenute domenica, parleremo di questo nel nostro approfondimento. Si è votato anche alle europee per tutti i comuni del nostro territorio, nel prossimo servizio vediamo come è andata. Alle europee 2019 Genova si discosta dal risultato nazionale. Nel capoluogo ligure il Partito Democratico si afferma come primo partito e supera il 30% dei voti. La Lega arriva al 27%, il Movimento 5 Stelle sfonda al 18%. La Lega si afferma in tutti i comuni del Tigullio come primo partito, soprattutto nell'entroterra, con risultati come il 66% di Santo Stefano d'Aveto, ma anche sulla costa. A Portofino il partito di Salvini arriva al 50%, con Forza Italia, secondo partito, al 16%. Fra i comuni maggiori, sebbene ovunque la Lega resti il primo partito, Forza Italia ottiene più voti rispetto alla media nazionale. A Rapallo, dove la Lega arriva oltre il 37%, il partito di Berlusconi sfiora il 15%, con un PD che arretra al 17% e il Movimento 5 Stelle che scende al 13%. Santa Margherita Ligure ricalca il risultato nazionale, con Forza Italia terzo partito che sfiora il 15%. Sempre sulla costa, sempre con risultati analoghi, Forza Italia sfiora il 16% a Moneglia, sfonda il 10% a Chiavari e Lavagna. Anche Zoagli ricalca il risultato nazionale. Risultati in parte diversi a Sestri Levante, con la Lega poco oltre il 31% e il PD che arriva oltre il 29%. La Lega si assesta sempre oltre il 40%, anche ben oltre nell'entroterra. Spicca il 66% di Santo Stefano d'Aveto, ma sfondano il 40% anche Borzonasca, 46%, con un PD al 15%, 48% a Cicagna, con il PD che arretra fino al 13%. Lega oltre il 47% alla Orsica, dove il secondo partito è Forza Italia, il PD scende all'11%. A Mezzanego il partito di Salvini sfonda il 46%, a Moconesi supera il 47%, a Nella Lega arriva quasi al 44%, idem per Neirone, dove però il secondo partito è il Movimento 5 Stelle. A Orero Lega oltre il 45%, con Forza Italia secondo partito, Lega oltre il 40% anche a Castiglione Chiavarese, a Lumarzo, a Casarza Ligure i risultati hanno ricalcato quelli nazionali,
nazionali, sebbene qui Forza Italia abbia sfondato il 10%. Forza Italia sfiora il 15% anche a Coreglia Ligure. Fratelli d'Italia, il secondo partito, a Favale di Malvaro. Nel centro fontanino il partito di Giorgia Meloni ha toccato il 17%. Anche a Cogorno e Levi l'esito delle consultazioni non si discosta molto da quello nazionale, sebbene la Lega arrivi al 38%. In alcuni casi il secondo partito è il Movimento 5 Stelle, come a Carasco, dove il partito di Beppe Grillo ha superato il PD. Sport e scuola, incontro tra campioni e studenti nella palestra della Pro Chiavari, a Chiavari a cura del comprensivo della Torre. Testimoni d'eccezione sono stati Maurizio Felugo, Vittorio Podestà e Stefania Passaro. Vediamo com'è andata. Un bel momento organizzato dalla scuola per i ragazzi e aver sentito queste persone che al di là di raccontare lo sport hanno raccontato la propria vita. Sì, io personalmente penso che ai ragazzi sia rimasto soprattutto questo, al di là delle vittorie, delle storie, degli sport, è stato molto importante a mio avviso l'esperienza di vita e tanti suggerimenti sull'accettarsi, su come vivere al meglio la propria vita. Penso che i ragazzi da questa mattinata portino a casa veramente buone cose, anche se sono timidoni, sembrano timidi, non parlano, non intervengono, però io penso che qualcosa a loro è entrato e rimane. Anche perché non si è parlato solo di sport, non hanno parlato solo di sport. Assolutamente, hanno parlato poi, ognuno ha parlato delle proprie esperienze, anche i ragazzi hanno contribuito a questa discussione molto importante, molto chiara, molto bella, e quindi sono convinto che anche loro abbiano dato il loro contributo in questa situazione. Una bella mattinata con i ragazzi. Bellissima, veramente una mattinata piacevole dove si è parlato di sport, si è parlato di scuola, di crescita. Sport e scuola sono sempre secondo me due realtà che devono andare di pari passo, purtroppo non sempre è così, ma spero che con la nostra testimonianza possiamo aver dato un po' di coraggio ai ragazzi a non mollare mai né la scuola né lo sport. Lo sport rende più intelligenti l'attività fisica perché si sviluppano nuove cellule cerebrali proprio col movimento e abbiamo visto che i ragazzi sono interessatissimi a sapere come studiare e fare sport nello stesso momento. Una vittoria passa attraverso tante sconfitte, l'hai spiegato molto bene. Assolutamente, è difficile che capita a qualcuno che vinca senza aver mai perso, anzi è impossibile, però se la sconfitta la vediamo nel modo negativo difficilmente potremo superare questo momento, ci chiudiamo in noi stessi, pensiamo di non essere all'altezza, invece quello che spiego ai ragazzi è che la sconfitta non determina se noi siamo all'altezza o no, ma invece ci insegna a cercare di scoprire quali sono le cose che si possono migliorare per vincere. Parliamo sempre di sport. Mercoledì si è parlato del torneo, il 12° Memorial Marco Massa, che si è giocato a Casarza Ligure, 4 le squadre partecipanti in ricordo del giovane scomparso. Vediamo com'è andata. Aldo, un impegno che va avanti negli anni. Sì, siamo giunti alla 12ª edizione, anche per quest'anno abbiamo ripercorso la categoria della Juniores, anche perché abbiamo dato la possibilità di far giocare il fratello di Marco, Riccardo, e quindi insomma questo ci ha un po' gratificato tutti. Adesso per il prossimo anno sicuramente si ripeterà la manifestazione, perché sono quelle manifestazioni che devono andare avanti nel tempo, e per il prossimo anno c'è una novità, cambiamo categoria, faremo un torneo femminile e adesso vediamo ancora come organizzarci, ma cercheremo di fare un qualcosa un po' di diverso, anche perché poi queste manifestazioni non possono in qualche modo, insomma ci vuole un po' anche un po' così di fantasia per poterle poi portare avanti, sennò poi diventano troppo monotone. Ecco. Devo fare dei ringraziamenti sicuramente alla società Casarza Ligure, alla persona della Cafferata Cristina, la presidentessa, e al comune di Casarza, che mi hanno permesso di nuovo di poter fare il torneo per mio figlio. Sono molto felice anche quest'anno che sono riuscito a farlo, e finché potrò lo farò sempre, perché chi ricorda non dimentica. È un'emozione, è sempre un bel momento essere tutti qua insieme a ricordare il mio angelo Marco.
E niente, devo ringraziare sempre, come dice mio marito, tutti quanti che si prestano e che ci mettono il massimo impegno, e sicuramente farlo su questo campo ha un significato maggiore, perché purtroppo è qui dove lui ha incontrato, diciamo, l'aldilà più o meno, però è comunque molto significativo. È venuto anche un bel sole. Esatto. Diciamo che ci ha dato una mano qualcuno da lassù. La cronaca giudiziaria nei telegiornali di giovedì, perché sono state formulate le sentenze di primo grado per quanto riguarda il processo delle spese pazze. Sono stati condannati 19 ex consiglieri regionali, ci sono stati anche dei risvolti per quanto riguarda le amministrazioni locali, i cui condannati in primo grado, lo ricordiamo, assumono ad oggi la carica di sindaci e sono stati sospesi. Parleremo di questo, ma anche del Festival della Parola, al via a Chiavari, la 6ª edizione con il flash mob degli studenti. Vediamo i servizi. Sono 3 i comuni del Tigullio i cui sindaci, all'epoca dei fatti consiglieri regionali, saranno sospesi alla luce della sentenza di primo grado del Tribunale di Genova per il processo delle cosiddette spese pazze, rimborsi per spese non inerenti all'attività politica dei soggetti. Gino Garibaldi a Cogorno, Marco Limoncini a Cicagna e Franco Rocca a Zoagli per i prossimi 18 mesi non potranno più esercitare la loro funzione di primo cittadino, lasciando la guida delle rispettive amministrazioni comunali nelle mani dei vice. Così stabilisce la legge Severino per gli amministratori locali che abbiano subito anche in primo grado condanne superiori ai 2 anni. 2 anni e 10 mesi la condanna per Gino Garibaldi. Sono innocente, ricorrerò in tutte le sedi opportune, si tratta di spese rimborsate perché previste e non anticipate, questo il suo commento. 3 anni dati a Limoncini in forza del suo ruolo di capogruppo, che ha già annunciato il ricorso in appello. Proseguirò a lavorare per stabilire la realtà dei fatti, lo devo ai miei genitori, alla mia famiglia, alle persone che mi sono vicine e quelle che mi hanno sempre sostenuto. 2 anni e un mese infine a Franco Rocca. In tutto sono stati 51 gli anni di reclusione decisi dai giudici, 8 misure di interdizione perpetua dai pubblici uffici e 11 casi di interdizione dai pubblici uffici uguale alla durata della pena. Tra le condanne più pesanti c'è quella all'ormai ex viceministro Edoardo Rixi, per il quale la pena è stata di 3 anni e 5 mesi, e a Matteo Rosso, attuale capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, condannato a 3 anni, 2 mesi e 15 giorni. Quest'ultimo sarà sospeso, ma non sarà sostituito, facendo di fatto venire meno un voto alla maggioranza del presidente Toti. 19 in tutto gli ex consiglieri regionali condannati in merito alle spese non giustificate in Regione Liguria negli anni dal 2010 al 2012. Tra questi, quelli legati al Tigullio, figurano Armando Ezio Capurro, per lui inflitta una pena di 2 anni e 11 mesi, e Giacomo Conti, 2 anni e 1 mese. 3 gli imputati assolti, tra i quali l'ex consigliere Ezio Chiesa. Le condanne non fermano però l'attività amministrativa dei comuni i cui attuali sindaci sono stati condannati. A Cogorno, che grazie all'insegnamento lampo di ieri sera è riuscito ad evitare lo scioglimento e il commissariamento, la palla passa alla vice Enrica Sommariva. A Cicagna a Sonia Gardella. A Zoagli a fare le veci di Rocca sarà il vice Carlo Cassani. Caro amico, ti scrivo, così mi distacco un po'. E siccome sei molto lontano. Il flash mob delle scuole di Chiavari ha aperto la 6ª edizione del Festival della Parola, la rassegna culturale che per 4 giorni animerà la città con incontri, parole, spettacoli, musica e presentazioni. Gli alunni della scuola Ilaria Alpi e del comprensivo della Torre hanno animato Piazza Nostra Signora dell'Orto sul tema conduttore del dialogo. Grandi le aspettative del comune sulla manifestazione. L'anno scorso 16.000 presenze, il 60% in più dell'anno precedente. Quest'anno contiamo di fare altrettanto. Abbiamo coinvolto le scuole col Dida Festival, una novità di quest'anno, oltre all'apertura, anche col Fuori Festival, tutte le attività commerciali del comprensorio. Saranno 4 giorni all'insegna di grandi intellettuali, personaggi della cultura, e Chiavari svolgerà questo ruolo con spettacoli completamente gratuiti per cittadini e per gli ospiti. Questa sera alle 21:30 in Piazza dell'Orto andrà in scena la prima nazionale di Un ebreo, un ligure e l'ebraismo con Monio Vadia e Dario Vergassola. Nomi di spicco anche per le altre serate. Domani ci saranno Pupi Avati e Mario Sesti, sabato tocca a Federico Rampini, domenica a Vittorio Sgarbi. Ho trovato veramente grande disponibilità da parte di tutte le associazioni culturali turistiche e anche da parte delle attività produttive, cioè da quello che è il cuore di Chiavari, città commerciale per eccellenza, 1500 attività produttive
e vi assicuro che veramente la stragrande maggioranza ha voluto partecipare ed essere presente a questo importante appuntamento. Declinare il concetto di parola in modo da essere attrattivo ma anche circostanziato e da dare dei messaggi precisi non è semplice. Credo che il programma di quest'anno invece ci riesca in maniera molto chiara, perché aver scelto il tema del dialogo è una scelta bella, coraggiosa e credo dedicata soprattutto ai giovani. Con giugno è iniziata ufficialmente la stagione balneare, tante le attese da parte degli addetti ai lavori per cercare di ripartire dopo una primavera non certo entusiasmante dal punto di vista del meteo. E poi il Vescovo e i collaboratori di Telepace hanno partecipato alla festa in occasione del 29esimo compleanno, una celebrazione eucaristica nella parrocchia di Rupinaro. Sentiamo il messaggio del nostro presidente della Fondazione Stella dell'Evangelizzazione, ma anche le voci dei tanti sostenitori che aiutano ogni giorno l'emittente. Vediamo. Speriamo che sia una stagione bella, perché fin qui le premesse non sono state buone, è stato maltempo da metà aprile fino ad adesso. Speriamo che cambi, speriamo che arrivi il caldo, da poter lavorare. Ecco. Il litorale del Tigullio colpito fortemente dalla mareggiata di fine ottobre, si è cercato di ripristinare il possibile, a che punto siamo? Ci sono stati molti danni, sopra 1.700.000 euro per tutti gli stabilimenti balneari, tutti gli stabilimenti hanno avuto danni. Ci siamo messi subito di buona lena a riparare i danni della mareggiata, siamo pronti, siamo quasi tutti pronti, tranne forse 1 o 2 realtà, però siamo pronti per iniziare la stagione. Questo è un settore importante anche dell'economia del territorio del Tigullio, ci sono aziende che lavorano e si dà lavoro a tante persone. Sì, ci sono nella nostra zona, nel Tigullio, oltre 100 stabilimenti balneari e si fondano principalmente su una gestione familiare che dà lavoro appunto a molte persone. Se funziona il turismo balneare, funziona tutta la cittadina da un punto di vista turistico. E diciamo che noi ci stiamo attrezzando per dare il maggior numero di servizi e il maggior numero di comodità ai turisti che arriveranno. Qui siamo a Lavagna, anche questo litorale è stato colpito dalla mareggiata, si attende con ansia l'insediamento del sindaco per essere operativi al 100%. Sì, attendiamo con ansia l'insediamento del nuovo sindaco. Intanto faccio i complimenti al dottor Mangiante, chiediamo al nuovo sindaco una maggiore attenzione rispetto alle amministrazioni precedenti a riguardo alla difesa della costa. Le spiagge si stanno sempre di più erodendo, quindi siamo stati gravemente provati da questo evento, quindi vanno ripristinati i pennelli e le spiagge. Quindi auspichiamo anche una maggiore manutenzione delle spiagge, maggiori ripascimenti e la difesa delle coste allungando i pennelli e facendo delle dighe soffolte. Telepace è nata come una scommessa, un sogno di Monsignor Daniele Ferrari e di tanti che lo hanno aiutato a realizzarlo. Ha scelto di essere comunitaria e di contare, cioè, sul sostegno concreto della comunità in cui vive. Vive, cioè, in quanto desiderata dalla sua comunità. Lo ha ricordato Monsignor Tanasini celebrando l'Eucarestia per il 29esimo compleanno dell'emittente diocesana. E questo per noi è un vanto. È un vanto perché vuol dire che non c'è la potenza economica alle spalle e quindi direi un condizionamento, c'è semplicemente un essere a disposizione. Ma ogni compleanno è anche occasione per una verifica. Telepace ancora è sempre al servizio di Dio e dell'uomo. Lo è non solo e non tanto perché trasmette azioni legate alla vita della Chiesa, ma lo è perché ha scelto il bene. Vedere e scoprire il bene, senza mistificare la verità, senza rinunciare a guardare in faccia le cose, ma ad accorgersi che nel mondo c'è anche il bene. Il bene qui, nel nostro territorio,
Il bene sottolineato e costruito, ha aggiunto Monsignor Tanasini, diventa anche servizio all'uomo, già solo per il fatto di radunare attraverso la sua comunicazione una grande varietà di presenze. Perché Telepace è a servizio, ha sottolineato il pastore della diocesi, non solo della Chiesa ma del Tigullio e di chi ci vive, ed è chiamata a mostrare la presenza di Cristo nel mondo come ha fatto il Signore, lavando i piedi ai suoi discepoli. Ecco, Telepace vuole essere un po' quel catino, quello straccio di cui si cinge Gesù per farsi vedere. E allora a questo punto diventa davvero un servizio di Dio e dell'uomo. Mi ha fatto molto piacere la presenza di tante realtà del volontariato, come ha sottolineato il Vescovo, e direi che ci riconosciamo, per noi la nostra emittente, perché dà voce a tanti aspetti della vita civile che diversamente non verrebbero a conoscenza della gente. Si è instaurata un'amicizia grande tra i giornalisti di Telepace e i giornalisti del Cittadino. Credo che sia stato per noi di Genova un motivo importante per poter crescere. Da parte nostra non possiamo che augurarvi di andare avanti e sempre meglio. Ho sentito una presenza oggi straordinariamente grande e bella e penso che voi e noi che lavoriamo nei mass media ci sentiamo incoraggiati dalla vostra attività. Vorremmo essere capaci di contribuire maggiormente ancora, piano piano, chissà che non sviluppiamo migliori sinergie. È sempre un bellissimo servizio, ecco, quello per Telepace, anzi dovrei proprio ringraziare anche per quello che mi ha offerto. Comunque come volontario ho imparato tantissimo, sia dall'aspetto tecnico sia anche il lavorare insieme in un bellissimo ambiente e mi piace molto proprio il servizio che fa per le persone, per il territorio anche. L'essere TV comunitaria vuol dire che siamo parte di un tessuto, di un'appartenenza, di un territorio e di persone che ritrovano dei valori comuni e vogliono servire un bene che è di tutti e tutti dobbiamo servire. Noi lo facciamo attraverso lo strumento della comunicazione che è la televisione, la radio, internet, i mezzi della comunicazione sociale. E quindi grazie a coloro che ci hanno aiutato e chiediamo di aiutarci in questo cammino futuro che è ancora ricco di incognite, anche di possibilità, di potenzialità che saranno affidate proprio al nostro tessuto sociale, a coloro che credono in questo strumento e gli consentiranno, se lo credono, di continuare il suo servizio. Riparte a Belpiano il nuovo campus, sarà di nuovo luogo di aggregazione e di formazione per i giovani che saranno qui a passare i campi estivi diocesani e non solo, una struttura che è stata ripristinata e aspetta adesso dunque di entrare nel vivo dell'estate. Parleremo di questo ma anche della festa dei tifosi, dei sostenitori della Virtus Entella, richiamati in colmata dal presidente Gozzi un anno dopo la retrocessione, questa volta per festeggiare la promozione. Vediamo. Belpiano è pronta ad ospitare i ragazzi dei campi delle parrocchie della diocesi, ma anche famiglie e tutte quelle realtà associative che vogliono vivere qui il tempo di vacanza a stretto contatto con la natura in un contesto accogliente, curato e raccolto. Riaprono le strutture della località di Borzonasca, non si chiamerà più Oasi ma Campus, per quello che vuole ritornare ad essere un luogo educativo e di aggregazione per le giovani generazioni e non solo. Abbiamo scelto questo nome proprio a indicare i campi di, scuola, una volta li chiamavano, chi li chiama vacanze, però sono momenti assolutamente formativi. Gli obiettivi per la fatica bella che stiamo facendo, che abbiamo fatto qui a Belpiano Campus, sono due. Il primo, il recupero di una piena armonia con gli abitanti del paese e delle frazioni, perché non deve essere un'attività malgrado loro, ma con loro e anche a loro vantaggio.
e contemporaneamente con la stessa importanza che fossero a servizio della pastorale giovanile, diciamo in senso ampio, comunque della pastorale, perché avendo dei numeri abbastanza importanti questo potesse servire a vantaggio di chi ne ha bisogno. In queste ore si stanno portando avanti gli ultimi ritocchi, fra 15 giorni arriveranno i primi campi estivi, mentre ci sono ancora disponibilità per i mesi di agosto e settembre. Le prenotazioni si effettuano direttamente al nuovo responsabile, prete Rinaldo Rocca. 75 in tutto i posti letto a disposizione, oltre agli spazi esterni e il salone. Abbiamo fatto un grosso lavoro di rimessa in ordine, di adeguamento, di aumento dei posti letto autorizzati, bagni, rinnovo di praticamente quasi tutta la parte delle masserizie e quindi non siamo perfetti perché siamo un po' in fatica a quei tempi e fra 15 giorni cominciano ad arrivare i ragazzi. Voglio ricordare anche i 2 bei campi da gioco che ci sono, uno polivalente e uno soprattutto da calcio, e un bel grande salone che permette di fare attività. Presidente, a un anno di distanza era giusto rivederci. Sì, perché l'anno scorso avevamo chiamato i tifosi per brindare a una retrocessione e per parlare a loro di quello che era successo e per chiedere loro di sostenerci anche in un momento difficile. Però mi sono andato a risentire il discorso che avevo fatto allora e avevo promesso che ce l'avremmo messa tutta per ritornare subito in Serie B. Ci è andata bene. È stato un anno pieno di emozioni, vissuto in una maniera frenetica perché anche i tempi sono stati così ristretti, no? Un anno concentrato in pochi mesi, una gran fatica per tutti perché sembra che ci sia solo la squadra, ma invece tutti quelli che ci sono dietro a lavorare fanno fatica quando i tempi sono così concentrati, però poi il risultato ripaga di tutto. Mateazzi, Superbi e lo stesso Boscagli allenatore sono al lavoro per l'anno prossimo. Sì, naturalmente come sempre l'allestimento di una squadra per la Serie B è una bella sfida, non dobbiamo fare rivoluzioni, abbiamo bisogno di un po' di giovani molto bravi, abbiamo bisogno di un mix tra esperienza e gioventù e cercheremo di fare una squadra competitiva. Invece l'altra parte dell'Entella, il cuore che insomma, della solidarietà, che cosa penserà per l'anno prossimo? Qualcosa ci dobbiamo inventare perché sono 2 anni, oramai sono quasi 2 anni che siamo senza il teatro cantero, bisogna lavorare con delle idee alternative, ci studierò sopra perché non è facile senza teatro, però si può fare. Bene, allora buona estate, saremo sempre in contatto, riuscirete a fare qualche ferie insieme? Certamente sì. Assolutamente, certo. Siamo arrivati al termine di questa edizione del TG Guardando la Settimana, lo spazio adesso è per il nostro approfondimento, come anticipato in apertura sarà dedicato ai risultati delle amministrative per quanto riguarda alcuni comuni del nostro territorio. Ci sono stati verdetti, conferme e sorprese, e tutto questo nei prossimi servizi con le voci dei primi cittadini e anche degli sconfitti alla corsa elettorale di domenica scorsa. Il TG Guardando la Settimana si conclude al termine e l'appuntamento ritorna fra 7 giorni. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata. Il contatore dei voti, che già dalle prime sezioni scrutinate si assestava al di sopra del 70%, si è fermato a quota 78,06%. Per Rapallo, ma non solo, un fatto storico e un'affermazione straordinaria. La coalizione a sostegno del sindaco Carlo Bagnasco ha raggiunto una misura decisamente superiore alle più rosee delle aspettative. Il dato, che ha avuto riscontro anche a livello nazionale, consente al sindaco rieletto di tornare in consiglio con una maggioranza composta da 14 consiglieri. La maggioranza è una bella maggioranza, cioè
nel senso abbastanza allargato, una maggioranza importante, però non è mai capitato nella storia di Rapallo queste percentuali e quindi non è neanche mai capitato questa formula del DONT, che è un metodo un pochino particolare per quanto riguarda la ripartizione dei seggi. Mi auguro che le persone che sono state elette siano persone intelligenti e che abbiano una dose di sensibilità importante per la propria città. La buona politica unisce e non divide. Se ci sono dei problemi si siede, si fanno i ragionamenti, bisogna tornare alla politica con la P maiuscola. La minoranza sarà ridotta a 2 seggi, equamente ripartiti tra 2 candidati a sindaco non eletti, uno per il Movimento 5 Stelle rappresentato da Isabella De Benedetti e uno per il PD con Mauro Mele. Beh, intanto dobbiamo comunque fare opposizione perché altrimenti sarebbe inutile, no? Siamo in democrazia, chi governa è in maggioranza e quelli che invece sono in opposizione devono fare opposizione da calmierare un attimo. Certo bisogna vedere quanti seggi saranno riservati all'opposizione, ecco, per capire quanta opposizione riusciremo a fare nei prossimi 5 anni, non solo noi del movimento ma anche il PD. C'è una maggioranza veramente bulgara, si parla di 80%, si parla di 2-3 soli candidati all'opposizione, questo per la democrazia non è un bene, specie se dall'altra parte c'è un governo di destra, centrodestra, ma anche destra con la Lega, che lascia mal sperare almeno per certi aspetti. Attenzione al territorio con interventi in corso o in via di progettazione per la mitigazione del rischio, viabilità di fondovalle sulle alture, riqualificazione dell'impianto sportivo di San Martino. Sono alcuni degli impegni assunti dalla squadra di governo nel nuovo ciclo amministrativo di Cogorno. Nella prima riunione dell'Assemblea, che ha visto il primo cittadino Gino Garibaldi prestare giuramento e assegnare le deleghe alla sua nuova giunta, si è tracciata la strada lungo la quale la maggioranza vuole continuare il suo cammino. Continueremo naturalmente in tutti quelli che sono i servizi essenziali, ma come abbiamo detto cercheremo di fare anche qualche cosa di più. Siamo usciti da una fase in cui si riusciva a fare solamente le spese obbligatorie e quindi i servizi obbligatori a quelli necessari, ebbene adesso si può davvero pensare anche alle cose importanti per poche e tante persone. Il sindaco uscente Enrica Sommariva, oltre alla carica di vice sindaco, avrà anche la delega agli affari generali. Sergio Segalerba sarà assessore al bilancio, programmazione economico-finanziaria, tributi e servizio di nettezza urbana. Franca Raffo è assessore alle attività economico-produttive, artigianato e tradizioni, sviluppo e tutela del territorio, integrazione collina e fondovalle, collegamenti, gemellaggi e turismo enogastronomico. Infine Giorgia Ines Zaccaron sarà assessore ai servizi sociali, partecipazione, politiche della famiglia, cultura, organizzazione e risorse umane. A completare l'organico della maggioranza per la lista Rinnovamento per Cogorno ci sono Cristina Daneri, che sarà la capogruppo, Andrea Rossi, Luigi Mazzino, Giobatta Monteverde e Luca Beo Torrente. 4 i consiglieri di minoranza. Per il gruppo partecipativa Cogorno Democratica saranno Laura Bacchella, capogruppo, e Oriano Castelli. La nostra sarà una posizione costruttiva, non avremo preclusioni a votare pratiche presentate dalla maggioranza se riterremo che saranno orientate al bene della città. Avanti Cogorno è invece presente in consiglio con Daniele Groppo, che sarà capogruppo, ed Enrico Signorini, che ha preso il posto di consigliere del candidato sindaco Aldo Perfler, che ha rinunciato all'incarico. Proveremo a rispettare il nostro programma iniziale, quindi la realizzazione delle 3 rotonde di San Salvatore, e soprattutto proveremo a realizzare uno dei nostri obiettivi più importanti, ovvero il ritorno dell'acquedotto al comune. Non intende lasciare il lavoro alle poste perché dice ama stare tra la gente e ascoltare i loro bisogni. È l'identikit di Francesca Garibaldi, 47 anni, mamma di 3 figli, nuovo sindaco di Ne dopo 25 anni di continuità amministrativa. Così Garibaldi ha già fatto il giro degli uffici comunali e ha salutato tutti i dipendenti. Semplice ma con le idee chiare, il neosindaco punterà a potenziare i servizi. Le infrastrutture sono di primaria necessità perché noi abbiamo un comune vastissimo e quindi di conseguenza abbiamo una rete stradale vastissima e da tenere sempre monitorata. C'è poi il problema delle varie frane, anche successive alle alluvioni degli ultimi anni, un piano con la protezione civile da rivedere perché è fermo dal 2012 e queste per noi sono le priorità.
Dopo la proclamazione è il momento di formare la nuova giunta. Oggi l'incontro con il segretario comunale e le prime decisioni con i membri della lista Cambia con Ne. Garibaldi sottolinea il lavoro di squadra e la forza dei giovani. Abbiamo avuto l'appoggio di tantissimi giovani, lo dimostra il fatto che ieri sera siamo andati a fare una pizzata per festeggiare ed ero circondati da giovani. Io amo tantissimo i giovani, questo ci ripaga di tanto. Come sono andate le preferenze ai consiglieri candidati? Fabrizio Podestà ha preso la maggioranza, poi abbiamo Loredana Arpe, e poi c'è Garibaldi e a seguire tutti gli altri. Purtroppo 3 sono rimasti fuori, non possiamo portarli tutti con noi, però sarà una collaborazione anche con loro, la squadra rimane quella. In conclusione, il neosindaco torna sui 16 voti di scarto tra lei e Marco Bertani e dice: c'era bisogno di un cambiamento, non è questione di pochi voti, ma è un passaggio radicale. Io cerco il bene della mia valle, ci sono nata, cresciuta, continuerò a starci e quindi io cerco il bene della mia valle.